Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per questa edizione flash del nostro audio video giornale. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore. Incidente nel primo pomeriggio lungo la strada regionale Udine 116 a Fagagna. La persona alla guida della propria auto, per causa in corso di accertamento, è finito fuori strada carambolando più volte all'interno del fossato che scorre parallelo all'arteria. L'auto è andata completamente distrutta, mentre il conducente è stato portato in ospedale per accertamenti sanitari. È stato lui stesso uscito dalle lamiere contorte ad allertare i soccorsi. Come vedete dalla telefoto, l'intervento da parte dei vigili del fuoco. Ripetiamo, illeso il conducente. Andiamo a vedere i numeri del Covid. 5.803 tamponi molecolari, 296 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,01%, 7.958 test rapidi antigenici, dei quali sono stati rilevati 629 casi, 7,9%. Le persone in terapia intensiva sono 21, quelli in altri reparti calano a 328. Nella giornata odierna si registrano 11 persone decesse. E adesso andiamo a chiudere con Trieste. Si è conclusa in meno di 2 ore la raccolta delle prime 500 firme per il deposito del quesito referendario sulla famosa Ovovia. L'obiettivo prefissato è stato raddoppiato, esauriti tutti i moduli, raggiungendo oltre 900 firme, lo rende noto il comitato No Ovovia. Nonostante il meteo si sono fermate lunghe code in tutti e tre i punti di raccolta, in Piazza della Borsa, a Barcola e a Opicina. Oltre 30 associazioni hanno già aderito al comitato allargato e hanno partecipato all'organizzazione della raccolta firme. A marzo partirà la raccolta per le 12.000 firme richieste. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net o attraverso le nostre pagine social. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi una cordiale buonasera. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.